La storia di Milena Quaglini, di ciò che subì e fece, non è molto conosciuta. In passato qualcuno propose di farne un film. I produttori risposero che era una storia troppo dura, troppo pesante. Una storia senza sentimenti. Dopo l'omicidio del marito nel 1999, Milena Quaglini è stata condannata in primo grado a 14 anni di carcere. Sono stati accordati, su richiesta della sua avvocata, gli arresti domiciliari. Milena Quaglini è stata un po' a casa della madre, che poi l'ha cacciata. Le sue 2 figlie vivono ora con la sorella. Il figlio grande, avuto con il primo marito, è lontano, non ha più contatti con la madre. Lei ha trovato un luogo dove vivere in una comunità per minori gestita da religiosi. L'hanno cacciata da lì quando hanno scoperto che si fa portare di nascosto bottiglie di liquori da un ragazzo che lavora in un supermercato. È entrata a Pavia in una clinica della Fondazione Maugeri, terzo reparto, quello della riabilitazione ecologica. Deve andar via anche da lì, non collabora, rifiuta le cure, dicono i medici. Ha rapporti pessimi, spesso fatti di urla e insulti con il personale della clinica e anche con gli altri pazienti. È di nuovo fuori e di nuovo non sa dove andare. Alla Fondazione Maugeri ha conosciuto un uomo, un ex carabiniere di Sassari, che ha 36 anni. Milena Quaglini lo descrisse poi come un uomo solo, come lei, e che come lei beveva, e quando beveva perdeva il controllo. Era stato violento con la moglie. Allontanato di casa, i figli non lo volevano più vedere. Milena Quaglini si trasferì da lui in una casa molto piccola a Bressana Bottarone, in provincia di Pavia. L'uomo le affittò una stanza. Ricominciò la storia. Lui, raccontò Quaglini, allungava le mani. Lei si allontanava spesso da quella casa. Non avrebbe potuto farlo. Chi ha gli arresti domiciliari deve rispettare le regole che vengono imposte dal magistrato di sorveglianza. La misura cautelare degli arresti domiciliari è prevista dall'articolo 284 del Codice di procedura penale. Attraverso questa misura, dice il codice, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o, testuale, da altro luogo di privata dimora oppure da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. Chi ha gli arresti domiciliari non può, salvo deroghe, allontanarsi da dove è domiciliato, non può ricevere visite, né può comunicare mediante mezzi come telefono o social network con il mondo esterno. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono controllare in qualsiasi momento che la persona soggetta a restrizione rispetti le regole imposte. Quando si parla di polizia giudiziaria, si parla di chi acquisisce notizie di reato, ricerca l'autore del reato, acquisisce gli elementi di prova. Sostanzialmente si tratta di coloro che svolgono le indagini, direttamente o su indicazione del pubblico ministero. I membri della polizia giudiziaria hanno funzioni distinte da quelli della pubblica sicurezza e non sono solo appartenenti alla polizia. Della polizia giudiziaria possono fare parte carabinieri, guardia di finanza, ma anche in casi specifici gli ispettori del lavoro, il corpo delle capitanerie di porto, i vigili del fuoco, le guardie zoofile. Milena Quaglini comunque le regole decise dal giudice non le rispetta. Per andare in giro con un'auto ha falsificato in maniera grossolana la propria patente. Ha sbianchettato il suo nome e ha scritto Mariatea Quaglianetti. Una sera, l'uomo da cui era andata a vivere, l'ex carabiniere di Sassari, tenta di violentarla. Lei raccontò, come riporta Elisa Giobbi nel suo libro, che dopo aver bevuto e aver guardato un po' del programma Ciao Darwin in televisione, era andata a letto. Si era svegliata di colpo con l'uomo addosso. Reagì, urlò «Che cazzo stai facendo?», mentre lui urlava a sua volta «Sono pazzo di te». Decise di andarsene, trovò un giornale di inserzioni, c'era un annuncio. 53enne divorziato, dinamico, longilineo, casa propria, cerca compagnia piacevole, max quarantenne, per amicizia convivenza. Poi si vedrà. Milena Quaglini li telefonò e tutto ricominciò da capo. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca,
di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Il processo d'appello per l'omicidio di Mario Fogli è andato bene per Milena Quaglini. È stata condannata a 6 anni e 8 mesi con la possibilità di scontare la pena agli arresti domiciliari. Presentando il ricorso contro la condanna a 14 anni ricevuta in primo grado, la sua avvocata Licia Sardo aveva spiegato bene qual era, secondo lei, la situazione della sua assistita. Le dichiarazioni rese dall'imputata sono state erroneamente interpretate, in modo tale da travisarne il reale significato. Si pensi in particolare alla diversa valenza che è stata attribuita a 2 affermazioni estremamente significative, quali «volevo solo spaventarlo e dargli una lezione» e «vivendo da sola avrei avuto meno difficoltà». In altri termini, mentre per quanto concerne la prima affermazione l'imputata non viene ritenuta credibile, al contrario si attribuisce alla seconda una valenza pregnante, nel senso di desumere dalle sole parole della Quaglini l'esistenza in capo alla stessa della volontà di uccidere il marito. L'affermazione della Quaglini può essere invece interpretata nel senso che la stessa voleva certamente indurlo ad andarsene di casa, ma credeva di riuscirci soltanto spaventandolo, senza peraltro arrivare a cagionarne la morte. Certamente la morte di una persona non è la soluzione a nulla in nessun caso. Al tempo stesso però non bisogna dimenticare che la Quaglini cercò più volte di trovare una soluzione ragionevole, cercando di separarsi dal marito sia formalmente sia di fatto. Ma in entrambi i casi, in seguito alle minacce del marito, l'imputata era dovuta tornare sui suoi passi. In conclusione, questa difesa ritiene pertanto che alla luce di quanto esposto, i fattori attenuanti del gesto criminoso siano prevalenti rispetto al fattore aggravante che, come sopra detto, è inconfutabile sul piano giuridico, ma risulta pressoché svuotato del contenuto. In tal senso le dichiarazioni della signora Quaglini non appaiono in alcun modo contraddittorie. Il suo intento era quello di spaventare il marito e dargli una lezione tale da indurlo a lasciarla da sola, in pace. Unico dato certo è che l'imputata, ormai in uno stato di assoluta disperazione, voleva soltanto e almeno per una volta dimostrare al marito la propria forza e determinazione a non subire più le sue angherie. I giudici con la sentenza di appello eliminano le aggravanti. L'accusa di reato passa da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. Viene concessa l'attenuante prevista dall'articolo 62.2 del Codice Penale, dell'aver agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui. Come già detto, per poter scontare la propria pena agli arresti domiciliari è indispensabile avere un domicilio. Milena Quaglini se ne va dalla casa di Bressana Bottarone, dove aveva affittato la stanza dell'uomo conosciuto alla Fondazione Maugeri. Ha risposto a un annuncio su un giornale. Si è trasferita a Bascapè, sempre nel Pavese, a casa di un uomo che si chiama Angelo Porrello, 53 anni, di professione tornitore. Porrello è da poco uscito dal carcere. Ha scontato 6 anni di reclusione perché è ritenuto colpevole di violenza sessuale su minori. Il 15 settembre 1999 Angelo Porrello va alla stazione di polizia di Bascapè. Compila un atto in cui certifica: io, sottoscritto Porrello Angelo, voglio che la mia compagna Quaglini Milena rimanga presso la mia abitazione per tutto il tempo che lei ritiene opportuno, nel comune di Bascapè. Milena Quaglini, quindi, tra la fine di agosto e i primi di settembre del 1999, era andata a vivere a casa di Angelo Porrello. Lui la definiva la mia compagna. Lei dirà poi ai magistrati inquirenti che non sapeva nulla di quell'uomo, non sapeva del suo passato. Se l'avesse saputo, non avrebbe mai risposto al suo annuncio. In quel periodo, Milena Quaglini continua a bere ed è ancora fortemente affetta da depressione. Dice la ricercatrice dell'Università Cattolica di Milano Antonia Sorge: la letteratura psicologica in questo senso ci dice che tanto più le donne vittime di violenza si trovano in situazioni di precarietà, tanto più precarietà socio-economica, tanto più poi sono esposte
all'azione da parte di possibili futuri predatori. Ed è quello che poi di fatto è successo a Milena nel corso della vita, cioè nel tentativo di riuscire a fronteggiare questo mondo vissuto in maniera pericoloso. Lei ha tentato di aggrapparsi a quelli che in quel momento le offrivano un sostegno e un aiuto, ok? Lei stessa in alcuni passaggi, poi in alcune dichiarazioni, ha dichiarato di aver riposto speranza nelle uniche possibilità che di fatto le venivano offerte. Il 5 ottobre 1999 a Bascapè, di notte, i carabinieri fermano un'auto Fiat Regata bianca che gira per il paese. La guida una donna. Mostra la patente ai militari. Il nome è Mariatea Quaglianetti. La patente è visibilmente grottescamente contraffatta. Dai controlli risulta che l'auto appartiene a Angelo Porrello, residente a Bascapè, pregiudicato. I carabinieri non ci mettono molto a scoprire che la donna si chiama Milena Quaglini, che ha gli arresti domiciliari in seguito alla condanna per l'omicidio preterintenzionale del marito. Preterintenzionale significa che si tratta di un omicidio che l'autore non voleva commettere. L'autore non voleva insomma provocare la morte della vittima, ma causargli comunque un danno, anche se minore. La denunciano per evasione, sequestrano la Fiat Regata. Milena Quaglini viene riportata a casa. Da lì non deve muoversi, in attesa di decisioni del magistrato di sorveglianza. 2 giorni dopo a Bressana Bottarone, i vigili del fuoco ricevono una telefonata. È una donna che dice di aver dimenticato le chiavi di casa. Chiede aiuto per rientrare. L'abitazione è quella dell'ex carabiniere che in quel momento era fuori casa. Milena Quaglini stava tentando di entrare. La donna però fa confusione e non riesce a dare una spiegazione logica. I vigili del fuoco chiamano i carabinieri. Milena Quaglini questa volta rientra in carcere, in base alla disposizione del magistrato di sorveglianza di Pavia. Viene rinchiusa nella sezione femminile della casa circondariale di Vigevano. Casa circondariale non è sinonimo di casa di reclusione. Nella prima ci sono detenuti in attesa di giudizio, condannati a pene brevi o a fine pena, mentre nella seconda possono esserci detenuti destinati a scontare qualsiasi tipo di pena, indipendentemente dalla durata. Il 6 ottobre una figlia di Angelo Porrello ne denuncia la scomparsa. È andata a casa del padre, si erano dati appuntamento ma lui non c'è. La donna avverte anche la madre, ex moglie di Porrello. Tutti pensano però in quei giorni a un allontanamento volontario. 15 giorni dopo l'ex moglie torna a suonare alla casa di Porrello. Con lei c'è un'amica. Si unisce anche un vicino di casa. Girano attorno alla casa, poi si avvicinano alla concimaia. L'odore è fortissimo, nauseabondo. Capiscono e chiamano i carabinieri. Angelo Porrello è completamente nudo, rannicchiato in posizione fetale. Il corpo è, come certifica il medico legale, in avanzato stato di decomposizione. Angelo Porrello ha un segno intorno al collo, ma per capire le cause della morte servirà l'autopsia. I vicini non hanno sentito nulla. Dicono però che ultimamente hanno visto Porrello in compagnia di una donna sulla quarantina, mora, minuta, ben vestita. La descrivono così. Anche la figlia dice che il padre le aveva parlato di una donna che era andata a vivere da lui. Nella casella della posta i carabinieri trovano 2 lettere. Una dice: «Signor Angelo, la sto cercando da diversi giorni ma non riesco a rintracciarla. Ho telefonato giorni fa diverse volte ma il suo telefono è muto. Ho da lei diversi oggetti personali, per favore si faccia sentire». Le 2 lettere sono firmate da Milena Quaglini. È la stessa donna, ora nel carcere di Vigevano, trovata a bordo dell'auto di Porrello. In casa dell'uomo i carabinieri trovano nel letto dei capelli più lunghi di quelli di Porrello. Vengono inviati per l'esame del DNA. Viene anche trovato nella pattumiera, avvolto in carta stagnola, un salvaslip. E poi diversi blister di Alcion, una benzodiazepina utilizzata per i disturbi del sonno. Anche nella casa di Bressana Bottarone, dove la donna aveva vissuto prima di trasferirsi a Bascapè e dove avviene una perquisizione, vengono trovati blister di Alcion. Milena Quaglini viene indagata per l'omicidio di Angelo Porrello.
Qualche giorno dopo la sua avvocata, Licia Sardo, le chiede di raccontarle che cosa sia realmente accaduto. Le dice l'avvocata: Milena, alza la testa, ascoltami, ti prego, non piangere. Per quanto sia brutto da dire, un omicidio è un omicidio, ma 2 sono un problema. Vuole dire che c'è qualcosa in te che non ti rende solo un'assassina, ma un caso clinico. A quel punto, Milena guardò l'avvocato. Disse: l'ho ammazzato io. Dice Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa. La vittima può divenire carnefice. In talune situazioni non possiamo dire ad oggi, a mio avviso ancora con assoluta certezza, che questo sia quello che è successo nel caso di Milena Quaglini. O meglio, è successo probabilmente, ma alla base di tutto questo c'era comunque una franca patologia psichiatrica. Davanti ai magistrati inquirenti e alla sua avvocata, Milena Quaglini racconta che cosa è accaduto a casa di Angelo Porrello. Dice che non è vero che stessero insieme, che a lei semplicemente serviva un posto dove stare, mentre lui cercava una donna che, così le aveva detto, si prendesse cura di lui e della casa. Un giorno Porrello arrivò con un regalo, le disse così: ho un regalo per te. Nel pacchetto c'era una sottoveste corta e trasparente. Mettila, fatti vedere come ti sta, dice Porrello. Lei non vuole, si rifiuta. Lui la prende per il collo, la colpisce. E poi è inutile raccontare ciò che accadde. Ciò che viene messo agli atti dai magistrati è la descrizione di una violenza, di più violenze, ripetute. Quando riesce a uscire dalla camera, Milena Quaglini va in cucina. Scioglie nell'acqua calda 6 pastiglie a base di un antidepressivo, ansiolitico e ipnotico, il trazodone. Aggiunge gocce di un altro ansiolitico. Mette tutto in un caffè zuccherato e lo porta a Porrello. Lui beve, poi vede in fondo alla tazzina un liquido di colore azzurrognolo. Urla, la insegue per la casa. Poi crolla. Lei lo prende per le ascelle, lo porta in bagno e lo mette nella vasca. Mette il tappo, apre l'acqua ed esce. Va al bar, beve. Quando torna l'acqua in tutta la casa. Va in bagno. Angelo Porrello è morto. Poco dopo lo prende, lo trascina nella concimaia. Pulisce casa. Prende la macchina, va in giro tutta la notte. Va a Bressana Bottarone, come abbiamo visto. Non riesce a entrare nella casa dove ha vissuto con l'ex carabiniere. Quindi chiama i vigili del fuoco. Milena Quaglini ha confessato tutto. Ha anche detto che ha scritto 2 lettere ad Angelo Porrello dal carcere per fare in modo che non sospettassero di lei. Ecco cosa dice Elisa Giobbi. Ha spiegato che in maniera anche molto dettagliata e insomma anche in alcuni momenti anche verbosa, diciamo, di avere appunto di soffrire di questo bisogno di vendicarsi per una vita diciamo in cui gli abusi sono stati costanti fin dall'infanzia con il padre. Quindi io ci tengo a dire che chiaramente il mio contributo di autrice sicuramente non vuole andare nella direzione di una giustificazione di nessun tipo nei confronti di questa donna, ma di un tentativo di comprendere, insomma, quello che hanno portato una donna che in realtà appunto appariva a chiunque molto mite e gentile a commettere questi omicidi. Una domanda che viene fatta spesso è se Milena Quaglini si fosse pentita di ciò che aveva fatto. Ancora Elisa Giobbi. Io non credo si possa parlare di un vero e proprio pentimento, perché Milena ha spiegato che in realtà lei era talmente esasperata, insomma, dalla vita che aveva vissuto e quindi da questi continui incontri, scontri con uomini di questo tipo, quindi uomini violenti, prevaricatori. Angelo Porrello era un pedofilo, Giusto Dalla Pozza era un usuraio. La storia di Milena Quaglini viene spesso paragonata a quella di Aileen Wuornos, una donna che in Florida, tra il 1989 e il 1990, uccise 7 persone, 7 uomini. Anche per lei i media inventarono un soprannome, The Highway Hooker, la descatrice dell'autostrada. Alla sua storia è ispirata un film del 2003, Monster, con Charlize Theron. Aileen Wuornos era nata in Michigan nel 1956. Suo padre, che poi si suicidò in carcere, venne arrestato più volte per molestie su minori. La madre affidò lei e suo fratello ai nonni.
A 14 anni Aileen Wuornos rimase incinta, entrò in un istituto per ragazze madri di Detroit. Ne uscì lasciando il figlio in istituto e iniziò a girare l'America. Lavorò come prostituta. A 15 anni l'arrestarono perché guidava completamente ubriaca un'auto rubata, sparando fuori da un finestrino con una pistola calibro 22. Quando la liberarono tornò in Michigan, sposò un uomo, lo lasciò poco dopo. Venne arrestata di nuovo, stavolta per rapina. Quando fu liberata iniziò a portare con sé nella borsa una pistola. Uccise il primo uomo il 30 novembre del 1989. Dopo ne ammazzò altri 6, tutti bianchi, di età compresa tra 40 e 50 anni. In tribunale sostenne di essersi solo difesa da uomini violenti. Alla giuria che la condannava urlò: «Vi auguro di subire ciò che ho subito io». Aileen Wuornos venne condannata a morte e uccisa il 12 ottobre 2002 con un'iniezione letale. In realtà di analogie tra Milena Quaglini e Aileen Wuornos non ce ne sono, se non il fatto di essere convinte di aver agito entrambe perché costrette dalla violenza degli uomini. Dice Flaminia Bolzan. In realtà noi dobbiamo fare una distinzione rispetto a queste due personalità, perché è vero che probabilmente, se analizziamo la questione sul piano superficiale, la Quaglini sembra agire un po' nei termini di una necessità di vendetta maturata anche sulla scorta di una riflessione. Di fatto vediamo che invece gli agiti della Quaglini arrivano sempre nel momento in cui queste violenze ai suoi danni vengono perpetrate, ma in un momento specifico, sull'impeto, quindi in assenza di una premeditazione. Ma Milena Quaglini rientra realmente nella categoria che i criminologi individuano come assassini seriali? Ecco cosa ne pensa Fabio Sanvitale, giornalista investigativo e criminologo. Milena Quaglini può essere definita una serial killer? Sì, nel senso che non solo abbiamo un numero sufficiente di vittime, che ricordiamo secondo la più recente definizione americana, nata poi in realtà da un grande simposio internazionale, è di più di 2 vittime, cioè di almeno 2 vittime. Secondariamente perché le vittime di Milena Quaglini sembrano essere tutte quante collegate da un movente espressivo, cioè di qualche cosa che proveniva dall'interno di lei. E questo diciamo che può far rientrare la Quaglini all'interno di un discorso di omicidio seriale. Secondo alcuni studi di criminologi americani, nello specifico Murder Most Race, The Female Serial Killer di Keller and Keller, le assassine seriali uccidono in maniera meno violenta rispetto agli uomini e sono più difficili da individuare. Statisticamente ci vorrebbe il doppio del tempo per arrestare una donna serial killer rispetto a un uomo serial killer. Le differenze sono anche altre. Nelle donne serial killer non ci sono caratteristiche di sadismo né di perversioni. Qualcuno ha detto: è come se andassero dritti al punto, efficienti e determinate nel risolvere il loro problema. Esiste anche una classificazione che identifica le donne serial killer. Anche in questo caso sono state date a queste categorie, forse in maniera semplicistica, nomi che tendono alla spettacolarizzazione. Lo spiega Fabio Sanvitale. Dobbiamo sempre pensare che queste categorie sono anche poi non totalmente impermeabili l'una dall'altra, ma sono anche sovrapponibili eventualmente. Non dobbiamo mai stare a queste cose troppo rigidamente. Una è la vedova nera, che uccide sistematicamente mariti, amanti e altri membri della famiglia. Agisce generalmente per un interesse economico e siccome questi omicidi sono spalmati nel lungo periodo, questi sono anche difficili poi da rimettere tutti insieme e capire che c'è un unico caso. Un altro è il cosiddetto angelo della morte, che poi sarebbero le infermiere killer. Uccide quindi sistematicamente persone affidate alle sue cure. Qui la spinta principale sembra essere invece un io onnipotente, di un bisogno di dominio e controllo o di far vedere che si è capaci, che si è presenti, che si è in grado di fare le cose. La predatrice sessuale è una categoria rara perché è una categoria, diciamo, che nelle donne si mostra poco, così come è piuttosto rara anche la vendicatrice, che uccide generalmente per motivi di gelosia o di vendetta, generalmente all'interno della famiglia.
Piuttosto diffusa invece è il caso per esempio di Dorothea Puente negli Stati Uniti, è l'assassina per profitto che uccide per un guadagno economico e colpisce persone estranee alla sua famiglia. Qui quello che era il vecchio uso del veleno può diventare per esempio l'uso dei moderni psicofarmaci, e questa è un omicidio molto organizzato. Raro anche che l'assassina, ma non improbabile, la serial killer donna possa uccidere in gruppo, cioè per esempio possa essere la spalla, come è successo a Carol Bundy negli Stati Uniti o come è successo nel caso di Michel Fourniret in Francia, possa essere la spalla di un uomo serial killer. E qui possono entrare in campo anche motivazioni di natura sessuale. E poi può esserci anche un'assassina psicotica, quindi che ha un delirio, che ha un'allucinazione, e a quel punto diventa difficile riuscire a trovare il movente, perché chiaramente gli omicidi vengono commessi in maniera del tutto casuale. Era sicuramente assassina per profitto, la più raccontata tra le omicide seriali italiane, Leonarda Cianciulli, ribattezzata negli anni 40 la saponificatrice di Correggio. Uccideva le sue vittime per entrare in possesso dei loro beni. Al processo sostenne però che lo aveva fatto perché aveva sognato la Madonna che le diceva di uccidere una persona per ognuno dei suoi figli, che altrimenti sarebbero morti. Le sue vittime furono 3. In precedenza, tra aborti spontanei e morti premature, Leonarda Cianciulli aveva perso 8 figli. La chiamarono la saponificatrice perché, e qui i particolari sono per forza di cose macabre, scioglieva i corpi delle sue vittime nella soda caustica e poi con allume di potassio e resina vegetale ne faceva saponette. Milena Quaglini non rubò mai nulla alle sue vittime, né parlò di istruzioni ricevute da entità superiori. Semplicemente diceva che la sua era stata una difesa, che non aveva nessun interesse né volontà di uccidere. Lo aveva fatto perché la vita l'aveva condotta a quel punto. O meglio, diceva, l'avevano condotta a quel punto gli uomini che aveva incontrato. Ecco cosa disse a linea d'ombra il magistrato che la interrogò, Mauro Vitiello. Gli elementi indiziari a suo carico raccolti erano parecchi, significativi, per cui dopo una prima fase di interrogatorio che durò un paio d'ore in cui lei continuò a negare la sua responsabilità, si fece una pausa, lei parlò col suo avvocato difensore che probabilmente ebbe un ruolo anche nel cercare di convincerla a confessare le sue responsabilità, e alla ripresa dell'interrogatorio confessò di aver ucciso Angelo Porrello con le modalità che poi corrispondevano sostanzialmente a quelle che erano le risultanze delle indagini. Il 1 dicembre 1999, nel pomeriggio, 10 giorni dopo aver confessato l'omicidio di Angelo Porrello, Milena Quaglini incontra nuovamente il sostituto procuratore. Esordisce così: sono qui per dire che questa storia non è iniziata con mio marito, Mario Fogli. C'è un'altra cosa di cui devo parlare. È la storia di Giusto Dalla Pozza. È il pensionato di Este, la cui morte, nel 1995, era stata archiviata come morte accidentale. Milena Quaglini racconta. Dice che le era piaciuto molto stare a Este, che lì aveva trovato un po' di serenità dopo essere scappata da suo marito, che dipingeva molto e che anche Giusto Dalla Pozza le era sembrato gentile, una brava persona. L'aveva incontrato in gelateria, a lui le aveva offerto un gelato, l'aveva offerto anche alle bambine. Quando andò per la prima volta a casa sua per fare le pulizie, lui le diede una busta. Conta, le disse. C'erano 4 milioni di lire. Poi un giorno, mentre lei stava stirando, si accorse che l'uomo, seduto in poltrona, la guardava e intanto si toccava. Non se ne andò, avrebbe dovuto farlo, disse, ma non lo fece. Poi Dalla Pozza iniziò a chiederle baci, a dire frasi come «ho la mia età ma ancora me la cavo». Poi il 27 ottobre 1995 la prese per un braccio e la trascinò verso il letto. Lei reagì, disse «ma cosa fa, signor Giusto, mi lasci?» Lui rispose così: «Ti ho dato 4 milioni, o me li ridai 500.000 lire al mese, o mi ripaghi in altro modo, scegli». Milena Quaglini prende la lampada sul comodino e colpisce Giusto Dalla Pozza. Lo colpisce finché lui non cade a terra. Poi esce,
Va nella palestra dove fa le pulizie. Torna a casa, si cambia, alle 18 torna da Giusto Dalla Pozza. Lui è a terra, ma non è dove l'hai lasciato. Gli sente il polso, è ancora vivo. Allora chiama l'ambulanza. Questa è la storia di Milena Quaglini. Ha ucciso 3 persone. Dovrà essere processata per gli omicidi di Angelo Porrello e Giusto Dalla Pozza. È in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sul processo per l'omicidio di suo marito Mario Fogli. In carcere viene sottoposta a un'altra perizia psichiatrica. La incontra il professor Gianluigi Ponti, docente di criminologia e psicopatologia forense dell'Università di Padova. A richiedere la perizia è questa volta il Tribunale di Padova, dove la donna verrà giudicata per la morte di Giusto Dalla Pozza. Ecco un estratto della perizia. Ho incontrato Milena Quaglini nel maggio scorso per conto del tribunale, trovandola ben curata nell'abbigliamento e nella persona, lucida, ben partecipe e normalmente orientata. Molto disponibile a parlare della sua vita e anche dei 3 delitti con un eloquio molto articolato, ricco e semmai fin troppo esuberante, anche se spesso si distrae e improvvisamente cambia argomento per finire spesso e volentieri a parlare di pittura. Anche mentre sta raccontando i dettagli degli omicidi, certe casuali associazioni di idee la portano a parlare di quello che sta dipingendo. Comunque l'ho trovata relativamente serena. Mi è parso che in carcere si trovi bene, che abbia fatto amicizia con gli agenti di custodia e che abbia ricominciato a dipingere. L'unica cosa che mi pare le dispiaccia è non riuscire a vedere i propri figli. Anche per il suo futuro mi è parsa relativamente tranquilla, come se ritenesse in fondo che quello che è accaduto non sia stata colpa sua, ma colpa delle circostanze, colpa dell'alcol, colpa degli uomini che la picchiavano e la violentavano, e non soltanto le sue vittime. All'epoca della commissione dell'uxoricidio, come pure quando attuò gli altri omicidi, Milena Quaglini era affetta da dipendenza alcolica e da altra sintomatologia psicopatologica dovuta, secondo i criteri scientifici e la terminologia medica, a disturbi indotti da alcol, in altri termini a cronica intossicazione alcolica. Tale condizione morbosa, allora in atto, configura infermità idonea a scemare grandemente, pur senza escluderla, la capacità di intendere e di volere. La scomparsa delle manifestazioni psicopatologiche renderebbe la Quaglini, nella prospettiva psichiatrica, non più socialmente pericolosa. Ma tenuto conto delle vicende della sua vita, della durata e della gravità della pregressa dipendenza alcolica, delle molte recidive e della fragile struttura di personalità, non può allo stato escludersi, con certezza o con giudizio di semplice probabilità, il rischio di future ricadute nell'abuso di alcol. Il professor Ponti sottolinea che Milena Quaglini non sembra aver nessuna preoccupazione per il suo futuro processuale. In sostanza è convinta di non avere colpe, di aver agito essendo dalla parte della ragione. La perizia si conclude dicendo che l'imputata è affetta da vizio parziale di mente, non una totale incapacità. Dice Elisa Giobbi. La vicenda di Milena Quaglini poi in seguito all'omicidio del marito, quindi all'uxoricidio, un po' si complica perché appunto viene fuori poi l'omicidio Porrello, che da questo emerge anche un mistero, no? Che è legato a questa figura di Milena Quaglini, cioè il motivo per cui lei in qualche modo andasse anche a cercare figure di questo tipo, quindi uomini violenti, perché lei da Angelo Porrello decide di andare a scontare gli arresti domiciliari, che appunto le aveva fatto avere il suo avvocato difensore. Quindi diciamo che è un caso anche che presenta alcune contraddizioni e alcune zone grigie. La giustizia lo ha capito, almeno fino a un certo punto, sicuramente, quello che appunto aveva passato Milena. Per l'omicidio di Giusto Dalla Pozza, Milena Quaglini viene condannata nel febbraio 2001, in primo grado, a 1 anno e 8 mesi di reclusione per eccesso colposo di legittima difesa. È previsto dall'articolo 55 del Codice Penale, che dice che quando nel compiere alcuni fatti si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi. L'eccesso colposo c'è quando viene meno la giusta proporzione tra offesa e difesa.
L'omicidio colposo è quando si causa la morte di una persona senza che ci fosse l'intenzionalità. In sostanza i giudici dicono che Milena Quaglini ha reagito a un'aggressione di Dalla Pozza e ne ha causato la morte senza averne l'intenzione. È diverso dall'omicidio preterintenzionale, che prevede comunque la volontà di provocare un danno. L'omicidio è colposo quando manca proprio la volontà di commettere un reato. La pena di 1 anno e 8 mesi si somma agli anni che ancora deve scontare Milena Quaglini per l'omicidio del marito, Mario Fogli. Ma c'è ancora un terzo processo, quello per l'uccisione di Angelo Porrello. Sui giornali che raccontano dell'omicidio, ormai Milena Quaglini è diventata la casalinga serial killer. È strano pensarci, ma se la definizione di serial killer ha basi scientifiche e razionali, aveva ucciso 3 uomini, quella di casalinga non si sa da dove sia nata. Milena Quaglini aveva sempre lavorato in negozi, palestre, supermercati, uffici, finché l'alcolismo gliel'aveva permesso e prima degli arresti. Quindi perché casalinga? In carcere a Vigevano dipinge molto, ha fatto amicizia con alcune detenute. La giustizia ha dimostrato quella che possiamo definire una certa comprensione, valutando bene le circostanze in cui i delitti sono avvenuti. Da una parte ci sono le violenze subite, dall'altra lei ha ucciso e lo ha confessato. Sono fatti, è su questo che i giudici si sono trovati a decidere. Milena Quaglini, se la Corte d'Appello confermasse l'anno 8 mesi deciso per il delitto Dalla Pozza e la Corte di Cassazione confermasse i 6 anni per l'omicidio di Mario Fogli, non dovrebbe rimanere in carcere a lungo. Ma c'è appunto ancora il processo per l'omicidio di Angelo Porrello. Viene stabilito di sottoporre la donna a una nuova perizia psichiatrica. Viene incaricato un neurologo e docente di criminologia e psicopatologia forense dell'Università Sapienza di Roma, Maurizio Marasco. La terza perizia è diversa dalle 2 precedenti. Marasco incontra Milena Quaglini il 9 maggio 2001. Annota che il quoziente intellettivo della donna è 115, quindi sopra la media, e che parla spesso di se stessa in terza persona. Per il professore, Milena Quaglini ha un disturbo borderline di personalità che ha compromesso la sua capacità di giudicare se stessa. Però, dice Marasco, l'alcolismo non può essere in alcun modo considerato un attenuante. La sua mente ragiona bene, la sua capacità di agire è intatta. Insomma, è vero che Milena Quaglini presenta anomalie del carattere e alterazioni a tratti della personalità, ma è anche vero che quando ha ucciso Angelo Porrello era assolutamente lucida, consapevole che in quel momento stava uccidendo un uomo. Le motivazioni di quel gesto sono assolutamente chiare e anche dopo, dice il professore, non commette atti incoerenti. Cerca di costruirsi un alibi, anche articolato, scrivendo 2 lettere a Porrello. Il modo in cui uccide, dice la perizia, suggerisce tutt'altro che uno stato psicopatologico. È vero che ha agito d'impulso e che si rende conto delle conseguenze di ciò che ha fatto solo quando l'omicidio è stato consumato, ma ciò non toglie il fatto che sia un'assassina. Quando uccide sembra spinta da una furia vendicativa. Milena, secondo Marasco, ogni volta che punisce gli uomini è come se punisse il padre ed è comunque totalmente capace di intendere e di volere. È questa la perizia che sarà presentata al processo. Dice Flaminia Bolzan. Ancora ad oggi diventa difficile chiarire se effettivamente lei ha agito sulla scorta di un impulso, di una necessità di vendetta, oppure nell'ambito di quella che era la costruzione di una sua realtà e di una sua modalità reattiva. Allora, è vero che talvolta le vittime possono divenire a loro volta carnefici e questo avviene anche in una casistica differente, quindi quando parliamo di abusi sessuali sui minori che poi a loro volta crescendo diventano abusatori e quindi tendono a riproporre e a porre nuovamente in essere nei confronti degli altri quelle violenze che sono state subite. Nel caso della Quaglini probabilmente non è solo il desiderio, la necessità di vendetta o addirittura la necessità di, come era stato sostenuto dal professor Marasco nell'ultima perizia psichiatrica, di rappresentare se stessa attraverso quegli agiti e quindi di rappresentare anche la sua persona nei termini di un potere riacquisito,
ma probabilmente un qualcosa che aveva a che fare con un'aggressività che invece di essere autodiretto a eterodiretto, quindi diretto verso l'esterno, verso l'oggetto che in quel momento, o meglio la persona che in quel momento aveva perpetrato ai suoi danni una violenza, appunto c'è stata un'aggressività incontrollata. Questo rimane a mio avviso ancora un nodo da chiarire, nel senso che essendoci stata tra l'altro una distonia tra queste due perizie, una che la ritiene semiferma e l'altra che la ritiene sana ma che ha agito appunto sulla scorta di questo, rimane una nebulosa e purtroppo non sarà possibile, per ovvie motivazioni, essendo Milena Guaglini morta, chiarire profondamente questo aspetto. Il processo per l'omicidio di Angelo Porrello inizia a Pavia il 24 settembre 2001. Milena Quaglini è presente in aula. La perizia psichiatrica a cui è stata sottoposta sostiene che quando uccise Porrello era assolutamente capace di intendere e di volere, che era lucida e che l'ha fatto per vendetta. Il pubblico ministero, nell'interrogatorio della donna, è deciso a dimostrare che ci sia stata premeditazione. Dice che quando Porrello era a terra, assordito dai farmaci, lei avrebbe potuto fermarsi, avrebbe anche potuto chiamare i soccorsi, impedirne la morte, che non c'è stato un eccesso di legittima difesa in questo caso. Non è stato nemmeno un atto punitivo che poi è finito male. Milena Quaglini voleva uccidere. Il fatto che poi lei abbia scritto lettere da carcere per crearsi un alibi dimostrerebbe che tutto era già stato pensato, tutto appunto premeditato. Lei risponde alle domande del pubblico ministero, parla a lungo, dice: l'ho ucciso ma non volevo farlo morire, non avevo nessuna ragione. Motivo perché mi aveva usato violenza, perché ero stufa di queste violenze, perché sono stufa marcia, perché è una vita che vada avanti così, perché quando qualcuno reagisce male io reagisco peggio, perché ero stanca. Ero passata dalle botte in famiglia alle botte del marito, alle botte della gente che non conoscevo neanche. Non ne potevo più di essere picchiata. Basta. Che motivo avevo di uccidere quell'uomo se non era uno schifoso, un maiale, un bastardo come tanti altri che ho trovato per strada? Non ne ricavavo niente dalla sua morte. Ero già in galera, cosa ci ricavavo? 10 anni, 20 anni? Mi sarei fatta l'ergastolo. Cosa ci ricavavo secondo voi? Cosa ci ricavavo? Forse un'eredità per me? Forse una casa per me? Forse dei soldi per me? Niente. Ero semplicemente stufa di correre da sola come una pazza, da sola per tutta la vita. Disse il pubblico ministero Vitiello, ricordando quella deposizione. Fu una deposizione caratterizzata da momenti di una certa intensità, direi anche drammatici. Quel giorno è l'ultimo in cui Milena Quaglini compare in tribunale. Alla tesi dell'accusa l'avvocata Sardo ribatte dicendo: i motivi degli omicidi di Milena Quaglini non sono l'alcol e l'esasperazione, ma l'alcol e l'esasperazione ti possono indurre a fare cose folli, allucinanti. E le botte prese, le umiliazioni subite, la paura del futuro, tutto il dolore patito, possono farti esplodere in un momento di follia, creando un cortocircuito fatale. Intanto in carcere qualcuno si preoccupa. Il medico della casa circondariale di Vigevano scrive questa nota. In occasione della visita medica si consiglia di tenere aperto il blindato notturno per la detenuta Quaglini Milena, affetta da psicosi e claustrofobia, fino alla visita neurologica, precedentemente prescritta dal medico di guardia. Il blindato, o blindo in gergo, è la porta pesante che viene chiusa nelle ore notturne, quella con solo lo spioncino, mentre l'altra porta della cella è quella con le grate verticali. Nella notte del 16 ottobre, Milena Quaglini si impicca con un lenzuolo alla grata della finestra della cella. La trova una guardia carceraria all'1:30. È ancora viva. Muore alle 2:15. Dice Antonia Sorge. Le persone che entrano in carcere sono valutate attraverso il servizio di accoglienza e servizio nuovi giunti, allo scopo appunto di valutare il rischio suicidario autolesivo della persona, e in base poi al livello di rischio che si intercetta
vengono disposte tutta una serie di misure che consentono di tenere sotto controllo la situazione. Questo però ha dei margini di intervento e di possibilità. Nel caso di Milena, per esempio, lei era attenzionata, tanto è vero che la gente che poi ha effettivamente trovato Milena l'ha trovata ancora viva, e dal primo al secondo controllo che erano stati effettuati erano passati all'incirca 40 minuti, quindi questa donna era effettivamente molto attenzionata, ovvero non era una questione di controllo, cioè fare in modo che le persone non abbiano il tempo o lo spazio per compiere gesti estremi, ma fornire gli strumenti adeguati a queste persone per far sì che non ci arrivino neanche a pensare di poter vedere nel suicidio l'unica alternativa possibile alla risoluzione del disagio. E questo è possibile solo ed esclusivamente se si comincia a pensare ad un carcere riformato, che preveda quindi innanzitutto la possibilità proprio di pensare che all'interno dei luoghi di detenzione possa essere preso in carico il disagio psichico delle persone, e questo passa attraverso un incremento del personale. Nelle carceri la situazione dal punto di vista proprio di tutti i livelli, quindi personale amministrativo, direttori, polizia penitenziaria, psicologi, psichiatri, è del tutto insufficiente rispetto alla popolazione detenuta, ai numeri della popolazione detenuta, ma anche attraverso la valorizzazione del lavoro svolto da questi operatori, perché se andiamo a vedere quali sono i contratti o comunque le ore di lavoro che l'amministrazione o comunque il ministero mette a disposizione per queste figure professionali, si rimane abbastanza sbalorditi, perché in media una persona detenuta può usufruire di circa 10 minuti di assistenza psicologica e psichiatrica a settimana, che è un tempo veramente insufficiente per poter prendere in carico concretamente il disagio di queste persone, che tra l'altro sta aumentando in maniera esponenziale. Nelle carceri il disagio psicologico è sempre più rappresentato rispetto al passato. Finisce così la storia di Milena Quaglini. Pochi giorni prima di uccidersi, aveva scritto alla sua avvocata che riusciva a stare bene solo a letto immobile, ma che il cervello non si calmava mai. Pensava con angoscia al 24 ottobre, il giorno in cui il processo sarebbe ripreso. Il Tribunale dei minori gli aveva tolto definitivamente la responsabilità genitoriale sulle sue 2 figlie. Con la morte di Milena Quaglini si chiude il processo. Lo stabilisce l'articolo 69 del Codice di procedura penale. Con la morte dell'imputato cessa sia il processo penale sia quello eventuale civile collegato. Ha detto l'avvocata Sardo, intervistata da Elisa Giobbi per il suo libro. Milena era una personalità problematica, molto intelligente e dalla sensibilità straordinaria. Credo che fosse cosciente del problema che l'affliggeva, e cioè lo sdoppiamento della personalità. Parlava degli omicidi in terza persona. Non diceva ho detto ho fatto, ma Milena ha detto, Milena ha fatto. L'ultima domanda dell'intervista all'avvocata Sardo è questa. Davvero pensa che ci siano state altre vittime di Milena? Non è che lo penso, ne sono sicura, è la risposta. Vennero svolte indagini nei luoghi dove aveva vissuto Milena Quaglini, in particolare su alcuni casi irrisolti di omicidio di uomini. Si indagò a lungo su un caso a Iesi, nelle Marche, la morte di un pensionato. Non vennero mai trovati riscontri. Non sapremo mai se i giudici avrebbero considerato premeditato l'omicidio di Angelo Porrello, se avrebbero giudicato Milena Quaglini incapace, anche solo parzialmente, di intendere o di volere, o se al contrario avrebbero applicato l'aggravante della premeditazione. Se nel corso della sua vita Milena Quaglini abbia ucciso altri uomini è una domanda alla quale non c'è, e quasi certamente non ci sarà mai, risposta.
Avete ascoltato la seconda parte di Indagini sulla storia di Milena Quaglini. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. In questa puntata di Indagini si parla di un suicidio. Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi rivolgerti al telefono amico, il servizio di aiuto telefonico raggiungibile chiamando lo 02 23 27 2327 o scrivendo su WhatsApp al 324 01 17 252.